E bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, cara egregia onorevole Ilaria Salis, per favore la smetta di chiamare la sua fuga antifascismo, la smetta di scomodare la storia tragica del Novecento, la smetta di scomodare gli antifascisti veri, i perseguitati veri, le vittime vere. Sì, perché come tutti sapete l'Ungheria ha chiesto, come è suo diritto, la revoca dell'immunità parlamentare all'onorevole Ilaria Salis per celebrare infine il processo in Ungheria per le accuse cui è soggetta l'onorevole medesima. Ovviamente Ilaria Salis si è indignata, è legittimo che lei si opponga ovviamente e contesti radicalmente questa richiesta. È poco nobile, per usare un eufemismo, squallido e oscilla tra la farsa e la tragedia involontaria il come si oppone, i toni che usa. Perché nel suo comunicato stampa mischia per l'ennesima volta la sua cronachetta giudiziaria, una, come dire, vicenda irritante, ma appunto piccina, e la grande storia e la tragedia della grande storia. Leggiamo solo alcuni stralci selezionati da cotanto testo. Non è una coincidenza che la trasmissione della richiesta al Parlamento europeo sia avvenuta il 10 ottobre, il giorno successivo al mio intervento sulla presidenza ungherese, quando ho criticato duramente l'operato di Orban. Evidentemente i tiranni faticano a digerire le critiche. Onorevole, le chiediamo una minima precisione terminologica in più, una minima accortezza politologica. Orban può piacere o non piacere, uno può contestare radicalmente la politica di Orban, la visione del mondo di Orban. Tecnicamente non è un tiranno, i tiranni erano Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mao Zedong, in Italia lo è stato Benito Mussolini, che lei cita ogni giorno come se fosse ogni giorno parte delle nostre vite, non lo è, all'epoca era un tiranno. Costoro appartengono alla categoria dei tiranni. Orban, realtà, dizionario alla mano, non è un tiranno. Come ho già detto più volte, auspico che il Parlamento scelga di difendere lo Stato di diritto e i diritti umani, senza cedere alle prepotenze di una democrazia illiberale che in diverse occasioni mi ha già dichiarato colpevole prima della sentenza. No, non è vero, anzi, anche in Ungheria, al netto della scena indifendibile che ci ha indignato noi per primi, delle catene del guinzaglio, ma al netto di quello Ilaria Salis aveva già usufruito di meccanismi di garanzia, tra cui gli arresti domiciliari, meccanismi che nelle tirannie non ci sono. Ma qui veniamo al punto, perché lei si sente proprio una novella Matteotti in gonnella, sempre che in gonnella non sia una bieca espressione patriarcale. In gioco non c'è solo il mio futuro personale, no, non è per quello che si è candidata, non è come dire per sottrarsi al processo, non siamo così banali. In gioco c'è cosa vogliamo che sia l'Europa, sempre più minacciata da forze politiche autoritarie. Non sussistono le condizioni minime affinché in Ungheria possa svolgersi un processo giusto. Questo lo dice lei. È una frase che sicuramente può valere in Cina, che sicuramente può valere in Russia. Non ci sono evidenze che valga in Ungheria, ma lei lo dice come se fosse una verità apodittica per nessun oppositore politico, tantomeno se antifascista. Cioè, tantomeno se uno si oppone a una dittatura, per fortuna finita nel 1945, pare che oggi nel 2024 sia un problema opporsi in Ungheria a una dittatura italiana, per fortuna finita nel 1945. Capite l'inverosimiglianza del cortocircuito storico? E, gran finale, è tempo di mobilitarsi di nuovo in nome dell'antifascismo, della democrazia e di una vera giustizia. Allora, onorevole Salis, lei ha scelto di candidarsi con la banda del Buco di Totò e Peppino, Frattoianni Bonelli, benissimo. È stata eletta, benissimo. Ha ottenuto il suo scopo, cioè si è sottratta al processo e è scappata comunque dal rispondere a contestazioni che le venivano mosse e quindi alle proprie responsabilità. Noi siamo garantisti per tutti, anche per lei, ma come scrive oggi Daniele Capezzone su Libero, siete voi
È la sinistra che ci ha sempre insegnato che ci si difende nel processo, non dal processo. Lei si è difesa dal processo, è scappata all'Europarlamento, chiudiamo, come dire, consideriamo esaurita questa commediola, la smetta di scomodare l'antifascismo. Lei non è Matteotti, lei non è una sorella dei fratelli Rosselli, lei non è una martire in esilio a Ventotene, lei non è una persona che soffre sulla sua pelle la tirannia, che non ha conosciuto un rispetto minimo per le vere vittime del vero fascismo. Basta con questa commedia. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.